Il GUP del Tribunale di Lamezia Terme ha inflitto 8 anni di reclusione a Shafiq El Ketani, il marocchino 21enne, che il 5 dicembre del 2010, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, travolse con la sua auto sulla statale 18 a Lamezia un gruppo di ciclisti amatoriali, uccidendo ben 8 persone. Il PM aveva chiesto la condanna a 10 anni per omicidio colposo plurimo pluriaggravato. Ad El Ketani, che oggi non era in aula, sono state riconosciute le attenuanti generiche. È stato identificato e denunciato dai carabinieri il responsabile del furto degli oggetti in oro che ornavano la statua di San Nicola di Bari, nella parrocchia di Simeri Cricchi. Ad incastrare CA, 18 anni, già noto alle forze dell'ordine, alcune impronte ritrovate dai carabinieri della stazione di Simeri Cricchi e della compagnia di Celia Marina. Il giovane aveva preparato tutto nei minimi dettagli, forzando la serratura della porta nei giorni precedenti. L'oro rubato nella notte di lunedì scorso aveva un valore di quasi 2.000 euro. Ieri pomeriggio sala gremita per la convocazione del Consiglio Provinciale di Cosenza in sessione straordinaria. Unico punto all'ordine del giorno, l'Oscar di bilancio della pubblica amministrazione, a margine dell'Assise laica nel Museo delle Arti e dei Mestieri della provincia di Cosenza, che verrà inaugurato ufficialmente il prossimo 4 novembre. Lo stesso presidente Mario Oliverio ha consegnato simbolicamente l'Oscar di bilancio ai cittadini e alla comunità della provincia cosentina. La sezione catanzarese dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati ha promosso ieri il primo congresso nazionale sull''ndrangheta, un approfondimento sul tema dell'introduzione del codice antimafia. In particolare, così come ha sottolineato il presidente dell'AIGA Antonello Talerico, il codice non ha apportato particolari novità normative, trattandosi di una raccolta della normativa speciale esistente. Sono intervenuti tra gli altri Alberto Cisterna della DNA e Nicola Gratteri della DDA di Reggio Calabria. Prenderà il via oggi a Cosenza la nona edizione della Festa del Cioccolato. Il programma della golosa rassegna, organizzata dalla provincia con la CNA, è stato presentato ieri in conferenza stampa. 32 i gazebo dislocati da Piazza Valdesi sul Lungocrati, che ospiteranno artigiani del cacao provenienti dall'intero territorio provinciale, ma anche da fuori regione. Tra gli espositori, maestri cioccolatieri siciliani e lucani. Nel corso della 3 giorni si svolgeranno anche dei laboratori per la lavorazione del cioccolato.